Buonasera, buonasera a tutti. Seconda edizione del progetto sull'intelligenza artificiale, Artificial Intelligence in Agorà. Questa seconda edizione ci riporta ancora una volta sui temi dell'intelligenza artificiale, e questo di questa sera, come vedremo, è il quarto incontro di questa edizione. Il progetto di AIA, di Artificial Intelligence in Agorà, è nato 2 anni fa ormai, dalla collaborazione tra una associazione culturale di Treviso che si chiama Biblio Treviso, che ha come scopo istituzionale quello di divulgare il pensiero scientifico nelle sue più diverse manifestazioni, e il comune di Villorba. Il comune di Villorba che già 2 anni fa si è dimostrato sensibile a questo tema ed è il nostro partner più importante, il collaboratore, il protagonista di questo progetto. Per questo credo sia non un ringraziamento formale, ma un ringraziamento sentito e vero, quello che voglio rivolgere a nome di Biblio Treviso e a nome anche di chi ci ascolta al sindaco di Villorba, Francesco Soligo, che ci supporta sempre con la sua attenzione, e all'assessore alla cultura del comune di Villorba, Eleonora Rosso. È importante ricordare che ci sono delle istituzioni che si mettono a disposizione della cultura e della divulgazione, come stiamo facendo noi da 2 anni. Il tema di questa sera è un tema complesso, e per questo abbiamo richiesto la presenza di chi può aiutarci a capire meglio. Il tema è la salute circolare, parleremo dunque di medicina, opportunità, sfide e passi concreti. Noi abbiamo già svolto un incontro sui temi della medicina il 19 di ottobre. Ci è sembrato assolutamente necessario un altro incontro, perché l'area, il territorio della medicina è quello forse tra i più toccati dalla presenza dell'intelligenza artificiale. Per parlare di questi temi abbiamo invitato, e li ringrazio per la loro disponibilità immediata, il professor Federico Cabizza. Buonasera professore, ci Buonasera. parla da Milano. È professore associato di interazione uomo-macchina e professore di supporto decisionale per vari corsi di informatica presso l'Università degli Studi di Milano Bicocca. Ho sintetizzato le sue competenze e le sue attività, ma se voi andate a vedere in internet il suo curriculum e le sue competenze e le sue attività, dovrete spendere un po' di tempo, perché sono tante e vanno comunque conosciute. Grazie. Il professor Morana, Giovanni Morana, è direttore dell'unità operativa complessa di radiologia diagnostica e interventistica presso l'ospedale regionale Cafoncello di Treviso. È già stato nostro ospite nella prima edizione e lo ringrazio per questa disponibilità, e ringrazio entrambi ad essere qui con noi anche in questo secondo momento di riflessione. AIA, Artificial Intelligence in Agorà, ha uno scopo divulgativo, ma come dire, passatemi la battuta, divulgativo ma intelligente. Non poteva essere altrimenti, dato il nome di questo progetto. Vogliamo divulgare perché vale la pena di conoscere questi temi, ma vogliamo farlo non con uno stile di banalizzazione, ma anzi di approfondimento. Il pubblico che ci segue, che ci ha seguito e che continua a seguirci è legittimamente curioso per le scoperte e le applicazioni dell'intelligenza artificiale, ma c'è sempre il rischio che questa legittima curiosità finisca per ridurre
L'intelligenza artificiale è un meraviglioso gioco di prestigio, di cui tuttavia non si conosce mai il trucco, perché si invoca questo Deus ex machina, che è l'algoritmo, che non si sa dove stia, non si sa cosa faccia, però c'è l'algoritmo e quindi questo ci risolve tutto quanto. Ecco, noi vorremmo evitare che l'intelligenza artificiale fosse semplicemente un gadget, un trucco che ci piace, che ci colora l'esistenza. Vorremmo capire come funziona e vorremmo soprattutto segnalare una questione che ci sta particolarmente a cuore. Parlando di intelligenza artificiale, noi parliamo sicuramente del presente, ma non vorrei che si dimenticasse che attraverso questa straordinaria conoscenza scientifica si stanno gettando le basi del futuro, ma non solo del futuro delle cose, ma anche del futuro degli uomini. L'uomo futuro sicuramente è già in fase di preparazione e di formazione anche attraverso l'intelligenza artificiale. Allora, proviamo a capire alcune cose che ci possono essere utili. Naturalmente è sempre possibile per gli ascoltatori intervenire con una chat, porre delle domande che provvederemo a girare ai nostri relatori. Ringrazio come sempre Mauro Gentile, che fa da regia tecnica e non solo da regia tecnica ma anche da regia culturale di questo progetto, e avviamo il nostro discorso. Allora, comincerei con il professor Kabitza, che insegna una cosa che mi ha particolarmente stimolato e devo dire anche incuriosito, e cioè lei si occupa di interazione uomo-macchina. Di che cosa stiamo parlando, professor Kabitza? Interazione uomo-macchina è una disciplina storica tra quelle che si occupano di informatica e di ingegneria in Italia e nel mondo. Si occupa di progettare interfacce con le quali gli esseri umani possano appunto interagire con le macchine, tipicamente sistemi informatici interattivi, per avere da queste un qualche output utile o far sì che queste macchine esibiscano dei comportamenti utili in qualche modo, facciano del lavoro, per dire. Ci si è sempre, quasi sempre, occupati di ergonomia cognitiva, quindi proprio della progettazione delle interfacce, dove mettere i vari contenuti, i vari controlli, i bottoni, anche la scelta di elementi apparentemente estetici come i colori, che però evidentemente correlano con la leggibilità, con l'accessibilità, con tutta una serie di dimensioni tipiche della usabilità. Però ultimamente ci si sta anche occupando di quella che potremmo ridefinire interazione uomo-intelligenza artificiale, oppure, come piace chiamarla a me, interazione intelligenza umana-intelligenza artificiale, che di fatto è un sottoinsieme ovviamente di tutte le casistiche in cui ci si può occupare di interazione tra gli esseri umani e le macchine, riguardo quei sistemi artificiali evidentemente che sono in grado di esibire comportamenti complessi, di interagire in maniera articolata e quasi imprevedibile con gli esseri umani, perché dietro hanno programmi molto sensibili al contesto e che valutano tantissime variabili. Queste sono caratteristiche che possiamo ricondurre alla cosiddetta intelligenza artificiale. Quindi di fatto, per l'oggetto di questa serata, possiamo dire che l'interazione uomo-macchina studia i modi migliori di far collaborare esseri umani e macchine intelligenti e far sì che in qualche modo si ottimizzino le caratteristiche positive di entrambi. Da una parte, insomma, l'elenco sarebbe sterminato, tutto ciò che ci caratterizza come esseri pensanti, coscienziosi, dotati di un intelletto; dall'altra la capacità di elaborare grandi quantità di dati, di trovare correlazioni che apparentemente sono nascoste ed evidentemente anche di suggerire informazioni
che sarebbe molto difficile recuperare da altre fonti, ma che invece le macchine ci presentano quasi istantaneamente. Quindi in qualche modo cercare di ottenere un ibrido uomo-macchina che sia migliore dei singoli componenti, del singolo uomo privato degli strumenti tecnologici ed evidentemente migliore della macchina a cui evidentemente manca tutto se non diamo la creatività, l'intuitività, la sensibilità degli esseri umani. Di questo lavoro fatto da lei, dai suoi studenti, dalla sua università, noi abbiamo qualche elemento, lo riconosciamo in qualche cosa che abbiamo da vicino, che vediamo tutti i giorni, Certo. ecco, per esempio. Per esempio gli smart speaker, che sono un prodotto che nel giro di pochissimi mesi, anni, ha raggiunto una fetta considerevole del mercato. Sono la tecnologia dell'informazione che ha raggiunto il 50% del potenziale, diciamo, di utenza nel più breve tempo possibile, addirittura più del telefono, della televisione e del computer stesso. Sono un tipico esempio di artefatto digitale dove è molto forte, preponderante, l'elemento interazionista. Io sono un ingegnere interazionista, quindi insomma, mi occupo di progettare le migliori modalità di interazione appunto tra gli esseri umani e le macchine, perché di fatto uno smart speaker, immagino che molti di voi insomma siano familiari a questo genere di strumento, non voglio fare pubblicità, ma insomma si tratta degli Amazon Echo, dei Siri, dei Cortana, dei Google Assistant, di tutti questi strumenti che in qualche modo con cui ci si può parlare in linguaggio naturale, come dicono gli ingegneri. Questi rispondono e soprattutto rispondono a tono, esibendo un certo tipo di intelligenza, anche se a me piace l'espressione che ho usato prima, gioco di prestigio, non tanto per indicare che si tratta di trucchi, cioè l'elemento negativo o in qualche modo in cui si vuole simulare con malizia una certa caratteristica. Sono giochi di prestigio nel senso che dimostrano grande ingegnosità, ovviamente da parte degli ingegneri, affinché questi strumenti sembrino effettivamente in grado di parlarci e noi, cioè, di comprenderci e di rispondere a tono. Bene, questi strumenti di fatto sono molto stupidi, non sono affatto smart. La vera intelligenza, se vogliamo chiamarla così, sta nel cosiddetto cloud, cioè su macchine molto potenti che sono accessibili via internet, dove appunto risiedono quei modelli computazionali, modelli di machine learning, come si suol dire, di apprendimento automatico, o i cosiddetti algoritmi, se vogliamo usare una parola ancora più nota, che tipicamente appartengono a grandi aziende tipo Facebook, Amazon, Google, che in qualche modo parlano attraverso questi strumenti che non sono molto più sofisticati di una radiolina. Però in qualche modo è importante che questi strumenti ci rendano quasi trasparente il fatto che noi stiamo parlando con un oggetto inanimato e ci diano l'impressione che in realtà si possa accedere a una sterminata conoscenza e ad un intelletto quasi in grado appunto di capire le nostre esigenze e soprattutto quello che noi vogliamo da esso. Sì, Questo quindi è un esempio abbastanza chiaro. A me capita ogni tanto di parlare con la mia televisione e soprattutto chiedere a YouTube alcune registrazioni, alcuni brani musicali mentre leggo, mentre studio, chiedo di avere questo sottofondo. La cosa più simpatica è che ogni tanto non capisce e me lo dice. Mi dice: guarda, questa proprio non l'ho capita, mi sembra una richiesta difficile, però mi informo. Ecco, è questa una forma di interazione tra me Assolutamente. ecco. Assolutamente, è un esempio molto azzeccato, perché un elemento caratteristico degli esseri umani, che in qualche modo vogliamo che le macchine siano in grado di simulare in maniera pertinente, è la fallibilità. Siamo abituati a pensare alle macchine come qualcosa di deterministicamente perfetto, no? Che non possono sbagliare. Una calcolatrice non potrà mai dare 5 alla richiesta di dare il risultato di 2 più 2. Se lo facesse penseremmo che effettivamente non funziona nulla. Eppure quando le cose si fanno complesse, anche
semplicemente complesse dal punto di vista ingegneristico, come selezionare un brano musicale alla TV, è importante che ci sia, è importante dal punto di vista dell'interazione, che ci sia la possibilità della macchina di alzare le mani e dire: guarda, non riesco a soddisfare la tua richiesta perché non ho capito. Ovviamente noi vorremmo che queste occasioni capitino il meno possibile, il meno frequentemente possibile, però sono una via d'uscita molto importante per evitare errori, che poi nel contesto domotico che ho appena citato non hanno gravi conseguenze, ma se la stessa cosa la immaginiamo in un contesto molto più critico, delicato come la medicina, il fatto che la macchina possa dire: guarda, non sono sicuro della risposta, quindi è meglio che non te la do, oppure te la do, ma tu prendila col beneficio di inventario, è molto importante, e questa è una caratteristica tipica degli studi più avanzati dell'interazione uomo-intelligenza artificiale in medicina, che è esattamente quello di cui mi occupo io. Bene, questo è molto interessante, ci permette anche di dare la parola al professor Morana, perché il professor Kabitza ha aperto la porta, e quindi l'interazione uomo-macchina, che io molto banalmente, essendo io il pubblico che vede, che usa queste cose, riducevo alla mia relazione con la TV. Adesso però vediamo se c'è una relazione molto più seria dal punto di vista dei rapporti tra l'uomo e la macchina in ambito medico. Professor Morana. Beh, sicuramente, cioè, già mi veniva in mente quando il professor Kabitza parlava di smart speaker, ci sono già delle applicazioni in giro, per esempio la possibilità di ascoltare, elaborare, no? Quindi con l'elaborazione del linguaggio naturale, NLP, il significato vero delle parole che sta esprimendo un paziente, permetterebbe già di raccogliere quasi in maniera in parte automatica tutta una serie di informazioni mediche che spesso io faccio il radiologo, ma i clinici spesso sono costretti invece a trascrivere manualmente tramite computer. Questo si è visto che permetterebbe una maggiore interazione, per esempio, tra il medico e il paziente, il medico che ascolta e il paziente che sta parlando. Perché Cioè il medico liberato da questa incombenza della scrittura usa Speech Note, che è quello che uso io normalmente, per trasferire Ma non è, lo Speech Note è una semplice trasformazione in carattere, diciamo, digitale di ciò che sto dicendo, come in questo momento ciò che vediamo sul sito Facebook di questa nostra intervista, che c'è dei sottotitoli automatici, ecco, ma questa è una semplice trascrizione. La cosa più importante è che se il paziente comincia a dire: ma sai, io ho mal di testa, non so, una volta a settimana, 2 volte a settimana, aumenta la frequenza della mal di testa e quindi riporta una cefalea che è più frequente, meno frequente, e questo è il dato che può essere riportato. Questo permette per esempio al medico a questo punto di guardare il paziente e interagire fisicamente col paziente, perché ricordiamoci che indubbiamente la radiologia, essendo per sua natura negli ultimi 30 anni digitale, è stata una delle prime ad essere invasa dall'intelligenza artificiale, ma ormai ci stiamo aprendo in tanti altri settori. Quindi partendo per esempio dallo smart speaker, già questo permetterebbe di liberare il medico da una serie di attività inutili dal punto di vista clinico e addirittura ritornare un po' all'indietro, riportare a quell'interazione medico-paziente che ormai si è persa. Se noi pensiamo che i tempi medi di visita si sono più che dimezzati negli ultimi 30 anni, prima avevamo 40 minuti, 60 minuti per una prima visita, adesso siamo a 15 minuti, siamo talmente costretti che in qualche modo abbiamo dovuto tagliare qualcosa. Cosa abbiamo dovuto tagliare fino adesso? Quello che non potevamo demandare a qualcun altro, e cioè l'interazione. Scrivere, elaborare i dati in maniera più veloce possibile. Questo già, per esempio, è un esempio come uno smart speaker potrebbe molto aiutare l'interazione, cioè il rapporto tra il paziente e il medico, perché sicuramente a quel punto le informazioni sarebbero più approfondite. Sono studi che dicono che in una visita medica circa il 40% del tempo il medico la passa a scrivere sul computer.
mettiamo i piedi nel piatto, professor Morana, perché lei suggerisce una strada sulla quale magari un po' dovremmo anche entrare, ovvero la prima questione che le chiedo: come viene vissuta questa possibilità che lei ha appena indicato dai suoi colleghi nel mondo ospedaliero che lei vive, insomma, nell'ambito della sanità? E poi le chiedo anche, questa innovazione in qualche maniera è sostenuta, portata avanti dalla struttura sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale? Ci sono, voglio dire, delle aperture che possono anticipare quello che potrebbe essere il futuro di queste interazioni? Domande un po' pericolose dal punto di vista politico. Ma no, devo dire che, ecco, se mi avessi fatto questa domanda qualche mese fa mi sarei sentito un po' in difficoltà a rispondere. Ed da quello che ho capito, nel PNNR c'è una grossa spinta verso lo sviluppo di attività di intelligenza artificiale anche in campo sanitario. Ci sono parecchi finanziamenti messi a disposizione, perché per esempio proprio nel Veneto ogni ASL, diciamo, azienda ospedaliera, azienda ha dovuto elaborare per il prossimo anno dei progetti di intelligenza artificiale che fa parte della scheda di budget. Noi come qui da Dona Treviso, per esempio, per i prossimi 2 anni abbiamo elaborato 2 progetti, uno sull'utilizzo della analisi automatica delle TAC con contrasto nei pazienti affetti da ictus, per decidere in pochi minuti se è un paziente che può giovare o meno di una trombolisi farmacologico-meccanica. Ci sono già delle macchine che lo fanno, ma sono, diciamo, time consuming, e poi soprattutto venivano centralizzate negli ospedali grossi. L'idea è invece di permettere a qualunque ospedale che abbia un attacco di poter fare questo tipo di analisi, in modo che si decide in pochi minuti se il paziente può restare nell'ospedale periferico dove non si può fare la trombolisi meccanica, per esempio, oppure essere trasferito immediatamente in ospedale, diciamo, nell'ospedale hub, dove fare la trombolisi, perché c'è il neuroradiologo interventista pronto a intervenire. Quindi questo è un tipo di progetto. Un altro tipo di progetto che abbiamo elaborato è quello della caratterizzazione delle interstiziopatie polmonari, utilizzando sistemi di machine learning disponibili su cloud. Perché? Perché l'analisi radiologica delle TAC polmonari per una caratterizzazione della interstiziopatia polmonare non è così semplice, richiede una certa expertise che non è possibile avere in tutti gli ospedali. In genere la si ha a un certo livello, la si ha dove c'è un certo numero di radiologi, perché ognuno si specializza in un settore. L'ospedale medio-piccolo che ha 5, 6, 7 radiologi che devono fare necessariamente un po' a coprire a 360 gradi le esigenze di un ospedale, fanno fatica a specializzarsi fino a questo livello. Avevamo notato che c'è una certa discrepanza tra la nostra diagnosi radiologica, per esempio di interstiziopatia polmonare, e quella che viene fatta negli ospedali più periferici, perché mancava la casistica, mancava la capacità, la possibilità di qualcuno di specializzarsi fino a questo livello. Stiamo mettendo in posizione. L'altra domanda, che poi io vorrei anche il parere del professor Kabitz. Il Servizio Sanitario Nazionale è avvertito, si rende conto di queste cose e ci investe, oppure lascia alla buona volontà, alla lungimiranza di qualche settore, di qualche ospedale, di qualche ambito, la possibilità di avanzare su questo territorio? Cioè, è quello che mi chiedo: il servizio sanitario, il sistema sanitario nazionale sta vedendo le opportunità e le possibilità e il futuro, dunque, ancora una volta, che è dentro queste applicazioni di intelligenza artificiale? Lo chiedo a lei, Morana, ma lo chiedo anche a Kabitz, che vede la cosa dall'altro versante, insomma, ecco.
Sì, Cosa no, mi dite? ripeto, la spinta che abbiamo avuto in questi ultimi mesi è evidente segno di un'attenzione verso queste attività. La mia impressione è che sia ancora, come dire, basata sulla interesse e buona volontà di chi lavora all'interno dell'ospedale. Quello che quella che mi sembra che manchi ancora una regia globale, perché ripeto, noi abbiamo fatto queste 2 applicazioni, ma le applicazioni in ambito sanitario ormai sono così tante che forse sarebbe bene che ci sia un'agenzia nazionale italiana che possa indirizzare meglio verso sviluppo di sistemi complessi che abbiano una capacità di indirizzare i percorsi diagnostici in maniera, diciamo, più generale. Cioè, adesso abbiamo degli algoritmi che funzionano bene su un singolo argomento. Per cui noi già adesso usiamo un sistema di intelligenza artificiale per la ricerca del cancro alla mammella nelle mammografie di screening. E abbiamo visto che ecco, il concetto di alzo le mani non lo so. In effetti noi abbiamo degli algoritmi cosiddetti probabilistici, non ci dicono c'è un cancro o non c'è un cancro, ci dice c'è qualcosa al 50, 60, 70, 80, 90%. Abbiamo scoperto che dall'80% in poi c'è quasi sempre qualcosa di brutto. Quindi diciamo, ecco, il concetto di sì, no, non esiste. Sì a una certa percentuale, sì a una percentuale più alta, oppure no a bassa percentuale. Ecco, però prego, finisca. Cioè, stiamo parlando sempre di algoritmi molto focalizzati. Ecco, quello che in questo momento mi sembra manca è una regia molto più globale, molto più complessa, che poi appunto una regia globale, mi pare questo uno dei temi. Professor Cabiza, su questo argomento? Beh, è vero che io rappresento una sponda, però ho anche un'affiliazione con l'Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano, dove ho fondato il laboratorio di intelligenza artificiale medica, e quindi ho anche la fortuna di collaborare quotidianamente con dei medici che hanno una forte motivazione nell'investire tempo. I medici ovviamente hanno il tempo da investire, sono le istituzioni che devono investire risorse economiche in questo genere di sistemi, perché siamo ancora, a mio parere, in una fase di esplorazione, no? di innovatori, ancora prima che di persone che adottano con anticipo una certa innovazione. Si deve tenere in considerazione il fatto che per essere usati in un contesto ospedaliero reale, medico, clinico, questi software, questi sistemi di intelligenza artificiale devono essere dispositivi medici e quindi devono rispondere a un'esigenza di conformità agli standard e a tutta una serie di norme molto complessa e anche molto onerosa per chi li sviluppa, li mantiene e quindi li commercializza. Quindi è abbastanza ovvio che non siano ancora diffusi quanto se ne parla. Alcuni dicono che l'intelligenza artificiale medica è come il sesso tra gli adolescenti, tutti ne parlano ma pochissimi lo praticano, perché effettivamente è un argomento caldo, ci sono fortissime aspettative, anche troppo, perché poi a creare nell'utenza un'aspettativa esagerata c'è il rischio di incorrere in delusioni e quindi in un effetto di ritorno negativo. L'intelligenza artificiale ha spesso avuto nella sua storia, è una disciplina che ha più di 70 anni, tanto per dire, non è una cosa che in qualche modo è stata fondata pochi anni fa, ha avuto diversi inverni e diverse primavere. Ora stiamo vivendo in una fase di primavera, cioè c'è un grande interesse, se ne parla anche in contesti di divulgazione come questo, ne parlano i giornalisti, gli investitori investono, tutte buone notizie per chi fa il mio mestiere, però ci sono già state queste fasi. Ricorderete forse negli anni 90 l'interesse per i sistemi esperti, sistemi computazionali che dovevano effettivamente aiutare i medici a prendere decisioni. Diciamo che le premesse erano molto buone, le persone che ci lavoravano validissime, altrettanto quanto quelli che ci lavorano adesso, ma i risultati sono stati molto scarsi e ad un insieme di aspettative sono seguite delle delusioni cocenti che hanno portato a un cosiddetto inverno, cioè un disinteresse anche dal punto di vista delle risorse economiche verso questo campo. Ora il machine learning, l'apprendimento automatico,
delle tecniche che in realtà sono note da parecchio tempo, ma che solo adesso si possono utilizzare con efficacia, perché sono disponibili grandissime quantità di dati, molto più che 20 anni fa, hanno raggiunto, come diceva giustamente il professor Morana, dei compiti diagnostici o prognostici molto ristretti, delle prestazioni molto molto alte, sorprendenti per certi versi, perché addirittura superiori a quelle di un medico comune, diciamo, se non addirittura dei migliori, in certi task, come appunto quello dello screening del cancro alla mammella. Però, in un certo senso, sono presi, come dire, come sistemi isolati. Potremmo parlare di vera intelligenza medica quando questi sistemi saranno effettivamente integrati nelle pratiche mediche, saranno effettivamente uno strumento tra quelli disponibili ai medici, esattamente come sono adesso le TAC, le risonanze magnetiche o insomma strumenti che aiutano i medici a intervenire efficacemente nella cura, nel trattamento dei problemi di salute. Al momento siamo ancora in una fase di trasferimento dal laboratorio alla clinica, con tante incognite, perché quando si passa da un ambiente protetto, controllato, dove i dati sono puliti, dove le persone non hanno pressioni temporali e in qualche modo hanno tutta la calma per poter fare una sperimentazione, al mondo diciamo sporco, anche proprio di umori corporali dell'ambito medico, lo dico ridendo perché in realtà chi si occupa di interfacce in ambito medico sa che questi sistemi devono essere ben più robusti di quelli a cui siamo abituati per la produzione, per la produttività dell'ufficio. Diciamo che cambiano tante cose e al momento i sistemi di intelligenza artificiale non hanno ancora superato il cosiddetto test della vita vissuta, e sono anche io molto curioso di vedere se, quando i dispositivi medici dei sistemi di intelligenza artificiale verranno effettivamente adottati su larga scala, vedremo i frutti, riusciremo a cogliere i frutti che in qualche modo ci prospettiamo. Questo è un discorso che andrebbe ulteriormente approfondito. Naturalmente, insisto, ci parla del futuro, ma come si vede il futuro va preparato anche in un certo modo e vanno preparate le istituzioni per le risorse economiche, per le scelte politiche, per la visione del mondo, ma vanno preparati anche gli uomini, e cioè non solo i docenti universitari e non solo i primari negli ospedali, ma in genere coloro che si occupano di medicina e che hanno anche loro la necessità di capire le opportunità e le difficoltà di avere a disposizione strumenti di intelligenza artificiale. Per cui vorrei chiudere questa prima parte per poi passare a un altro tema. Questa prima parte di questo interessante intervista vorrei chiuderla per cercare di capire che cosa rimane oggi e che cosa dovrà rimanere domani dell'uomo medico di fronte a queste opportunità, possibilità destinate ad essere sempre più presenti dell'intelligenza artificiale. Avremo ancora bisogno di un uomo e di che tipo di uomo? Facciamo una cosa alla Philip Dick, insomma, no? Cioè una roba che apparentemente è fantascienza, ma che in realtà, ripeto, è necessario capire di che uomo medico avremo bisogno in futuro perché ci sia lo sfruttamento reale di queste opportunità. Partiamo da Morana, poi sentiamo Kabitza. C'è un libro bellissimo di Eric Topol, che è un cardiologo esperto in intelligenza artificiale, che si chiama, si intitola Come l'intelligenza artificiale può rendere il sistema sanitario di nuovo umano. Di nuovo umano. Di nuovo, How Artificial Intelligence Can Make Healthcare Human Again. Dove un libro molto interessante perché proprio parla parte dalla disumanizzazione
dettata proprio dai tempi sempre più ristretti della medicina moderna. Ci si chiede di fare sempre di più, sempre meglio, sempre di più in sempre meno tempo, e quindi cosa taglia alla fine? Taglia proprio il rapporto umano. Quindi che tipo di uomo? Io mi aspetto, intanto ci sarà sempre bisogno di un medico. Devo dire, 6-7 anni fa, quando iniziavano a parlare, uscire fuori questi programmi, ci furono sulle riviste internazionali di radiologia qualche articolo che diceva: ma esisterà ancora il radiologo nel futuro? Perché l'aspettativa era tale che ci sarebbe stato un software in grado di leggere qualunque immagine e quindi il nostro ruolo sarebbe stato assolutamente inutile. Si è visto che non è affatto vero, che per carità forse nel futuro con dei computer quantistici su cloud forse potranno elaborare migliaia di algoritmi contemporaneamente, ma per leggere per esempio una banale TAC credo che siano necessari non meno di 100-200 algoritmi che lavorano contemporaneamente, perché ripeto, l'algoritmo è monofocalizzato. Se vede il fegato non vede il rene, non vede il pancreas e così via, quindi diciamo non succederà, almeno a breve tempo. Poi per carità siamo sempre di fronte a una capacità di calcolo che va a raddoppiare ogni poco tempo, quindi nel futuro. Ma quindi ci sarà bisogno di un medico assolutamente, e l'idea mia è che sia bisogno di un medico che alla fine faccia il sunto di queste informazioni, perché ripeto, le informazioni non sono informazioni sì no, non è un'informazione bianco e nero, è un'informazione probabilistica, almeno fino adesso. Quindi poi ci deve essere qualcuno che deve prendersi la responsabilità di fare il sunto. E questa secondo me è la figura del medico. Un medico che lavorerà in un reparto fatto non solo più da medici. Ecco, io mi immagino una radiologia che nel futuro sarà fusa con l'anatomia patologica, perché noi con la texture analysis saremo in grado di anticipare ciò che l'anatomia patologica dirà dopo che il pezzo è stato tolto, ma noi lo diciamo mentre è ancora dentro il paziente. Sarà fusa con la biologia, con la genetica, perché con la radiomica, la radiogenomica forse potremo anche dare un quadro preciso della lesione, non solo in termini morfologici ma anche in termini genetici. Ma per fare questo non potremo essere solo noi radiologi, quindi saranno degli reparti molto più integrati, dove saranno competenze non solo mediche ma biologiche, ingegneristiche, computazionali, ma che alla fine dall'altra parte c'è un paziente che ha bisogno di risposte, bisogna essere indirizzato. E quindi io spero molto che il titolo di Topol sia, come dire, abbia in vista la visione del futuro, cioè sarà quel medico che alla fine farà il sunto delle informazioni e dirà: bene, questa è la sua situazione e adesso l'accompagniamo nel suo processo, nel suo percorso terapeutico, alla fine di un percorso diagnostico. Mi sembra molto avvincente, devo dire molto avvincente, perché stiamo osservando cosa saremo fra qualche anno, non so quanti, pochi o tanti, ma è importante capire che stiamo parlando ancora una volta del futuro. Professor Cabiza. Sì, io sottoscrivo quanto ha detto Morana, peraltro anche io ho letto quel libro di Topol, lo seguo quotidianamente sui social media e ritengo che quella sia una degli scenari migliori che possiamo augurarci, no? Perché è appunto quell'ibrido uomo-macchina che non perde per strada le qualità migliori dell'uno e dell'altro. Effettivamente anche io vedo un futuro molto più multidisciplinare, me lo auguro quantomeno, e addirittura in America lo stesso Topol ha proposto più o meno provocatoriamente l'istituzione di una nuova figura professionale esattamente equidistante tra il medico e l'ingegnere informatico. L'ha chiamato, mi sembra, information specialist, cioè una persona che fa tanti esami di medicina quanti di ingegneria. Evidentemente non è un medico specialista di qualche ramo o branca, ma è in grado di interpretare l'output delle macchine
con maggiore competenza di una persona che si limitasse anche solo a vedere il responso probabilistico di una macchina, perché è in grado di capire anche la qualità dei dati che vengono forniti alla macchina, di contestualizzarli. Dovete sapere che un detto che ricorre spesso ultimamente è un'espressione notissima, almeno in ambito informatico: garbage in, garbage out. Se si mette della spazzatura in ingresso ad un computer non si può che ottenere spazzatura, spesso pure peggiore, perché l'elaborazione potrebbe anche peggiorare in qualche modo. Quindi è molto importante contestualizzare l'output della macchina, considerando tutti i fattori datificati, cioè che sono disponibili sotto forma di dati, e quelli che non lo sono. Ecco che allora vedo per me utilissima, preziosissima e ineludibile la capacità solo umana di interpretare cose che non potranno mai essere veramente codificate, trasformate in numeri o in dati. Cose che sono tipiche per esempio della semeiotica medica, cioè della lettura, dell'interpretazione dei segni clinici più ineffabili, quelli dove magari non abbiamo neanche delle misure o delle misure oggettive o delle misure stabili, perché io mi sono anche occupato di PROMS con il Galeazzi. I PROMS sono i Patient Reported Outcome Measures, cioè le misure dell'esito come queste sono riferite dai pazienti. Bene, è un dato utilissimo, e ce ne vorrebbero molti di più di iniziative che cercano di capire come si sente il paziente chiedendolo al paziente dopo un intervento chirurgico. È fondamentale per capire l'efficacia concreta, reale degli interventi, però è un dato molto ballerino, cioè non caratterizzato da quella pulizia, da quella completezza a cui probabilmente è abituato Morana con l'imaging diagnostico, o a cui sono abituati gli esperti di medicina di laboratorio, con cui lavoro anche spesso, e che in qualche modo costituiscono i dati migliori che possiamo avere. I medici sono necessari anche solo perché non tutto di un essere umano che ha un problema di salute può essere trasformato in dati. Vorrei chiudere con un'altra battuta di quelle che in qualche modo adesso ricorrono nel dibattito, soprattutto anglosassone, sul ruolo delle macchine nella professione medica. Si dice che si tranquillizzano i medici dicendo loro che evidentemente nessun medico sarà sostituito da un'intelligenza artificiale, però i medici che sanno usare l'intelligenza artificiale sostituiranno i medici che invece non sono capaci di interagire, di usare proficuamente questi strumenti. Forse c'è un pizzico di verità anche in questa profezia, che in qualche modo è anche uno sprone alla categoria medica a fare quello che ha sempre fatto, cioè accettare l'innovazione con la giusta diffidenza, con la giusta cautela, ma accettarla mettendosi anche in gioco, perché 110 anni fa non esistevano i raggi X e si è creata una nuova professione medica, il radiologo. Qualcosa del genere potrebbe capitare anche con i migliori strumenti di intelligenza artificiale, perché negarlo? Certo, ancora una volta torniamo su una questione, ma qui ci fermiamo per questa parte, e cioè che uno strumento come quello dell'intelligenza artificiale progetta l'uomo del domani, progetta il medico del domani. Quello che diceva Kubica adesso è molto interessante. Non dovranno più esserci medici che non sanno di intelligenza artificiale, e questo voglio dire è un tema sul quale riflettere davvero, perché il cittadino forse non si rende conto che ha bisogno di un medico che sappia di intelligenza artificiale. In fondo vuole andare in ambulatorio e chiedere ancora al medico cosa devo fare, come sto, me lo dica lei e così via. In realtà le cose stanno cambiando in modo radicale e velocissimo. Volevo chiedervi un commento su una questione, su una notizia che ho letto qualche tempo fa e che riferisco anche per gli ascoltatori. La notizia è questa: l'intelligenza artificiale scopre il segreto che rigenera gli organi.
L'intelligenza artificiale ha scoperto il segreto per rigenerare organi e tessuti e è riuscita, l'intelligenza artificiale, a ricostruire il meccanismo che permette a un verme molto semplice e sempre studiato dai biologi, la planaria, di rigenerarsi e ricostruire intere parti del corpo del verme. Comprendere questo meccanismo è stato per circa un secolo un rompicapo per i biologi di tutto il mondo, e il fatto che a decifrarlo sia stata una forma di intelligenza non umana segna il debutto della cosiddetta robot science. La notizia può essere una di quelle che transitano così nelle brevi di un giornale o addirittura non compaiono, però a me personalmente è sembrata estremamente interessante, ovvero che il percorso di rigenerazione di tessuti e di organi, che ovviamente ha per oggetto adesso uno studio su un verme, come è sempre stata studiata per esempio da tutti i biologi, la drosofila, cioè l'insettino della frutta, che ha portato delle grandi scoperte anche a livello biologico. Però l'intelligenza artificiale che studia una realtà banale, semplice come quella della planaria, e tuttavia riesce anche a operare in termini di indicazioni sulla rigenerazione dei tessuti. Qui siamo nel mondo di Frankenstein o siamo in una realtà proiettata in avanti, professor Kavica? Cosa ne dice? Allora, io non conosco i dettagli della notizia, quindi prudenza vorrebbe che non commentassi troppo a fondo, però posso dirle, sicuramente esprimersi in quei termini è tipico dei giornalisti, ma parlare di un'intelligenza artificiale che scopre qualcosa da sola è veramente un'esagerazione, una semplificazione eccessiva. Sicuramente si sono stati utilizzati dei metodi, ma anche parzialmente autonomi, quindi che possono essere caratterizzati da intelligenza artificiale all'interno di un processo di indagine scientifica che coinvolgerà decine di scienziati. Detto questo, questo è un versante molto interessante che fa sempre parte dell'interazione uomo-macchina, cioè come le macchine possono migliorare la nostra capacità di indagine della natura. Io trovo molto promettente, ad esempio, l'utilizzo dell'intelligenza artificiale nella scoperta di nuovi farmaci, nell'esplorazione delle molteplici modalità in cui le proteine possono in qualche modo svolgersi e quindi produrre nuove informazioni. E questo è un campo di applicazione di intelligenza artificiale dove abbiamo visto dei risultati concreti. Abbiamo i primi farmaci brevettati che sono stati sviluppati grazie e per mezzo dell'intelligenza artificiale, ma non autonomamente da dei robot o degli algoritmi senzienti. Questo è importante da sottolineare. Mi sembra che questo caso, che conosco un po' meglio, sia abbastanza simile a quello che ha citato lei. Stiamo effettivamente sfruttando i dati che finalmente disponiamo in grandi quantità, lo stiamo facendo con algoritmi, cioè strumenti computazionali molto complessi e particolarmente efficaci in certi contesti, e questo ci permette di andare oltre un certo modo tradizionale di fare scienza. Si parla di una scienza agnostica, quindi non basata su una comprensione profonda dei meccanismi causali che caratterizzano certi fenomeni, ma che si basa su correlazioni statistiche presenti in tantissime dimensioni quantitative. È un tema molto interessante. A mio parere è uno dei modi migliori di utilizzare l'intelligenza artificiale. Anziché metterla in competizione con noi o con i migliori professionisti, ad esempio i medici, in tanti compiti di interpretazione, come può essere la diagnosi o la prognosi, sfruttarla per quello che sa fare meglio, cioè analizzare grandi quantità di dati, e inserirla in processi di investigazione, di ricerca, che senza questi strumenti procederebbero molto più lentamente o addirittura non potrebbero cogliere correlazioni profonde
che si annidano, che si celano in queste grandi quantità di dati. Certo, mi sembrano paletti importanti questi, no? Paletti da dire. Morana, Sì, su questo cioè tema anch'io. della rigenerazione e dell'intelligenza artificiale, questo vermetto che abbiamo evocato, ci suggerisce quali visioni del futuro? Ma la visione futura è quella appunto di avere una capacità di analisi dei dati che, diciamo, una mente umana, per quanto brillante, quale può essere quella di uno scienziato, fa fatica a elaborare per volume di dati e per velocità di dati in poco tempo. Quindi sicuramente riesce ad agganciare, e come ha detto perfettamente il professor Kabitza, cioè in maniera agnostica, perché a volte abbiamo dei costrutti mentali nella nostra elaborazione dell'immagine, dell'immagine del dato. Io parlo del radiologo, si chiama radiologia, c'è la satisfaction on search. Io trovo la prima lesione che mi aspetto di trovare e non vedo tutto il resto. Cioè, parto con una costruzione mentale mia che dovrei riuscire a smontare se non riesco ad arrivare alla soluzione di un problema, dovrei essere in grado di smontare tutte le mie costruzioni mentali iniziali per fare. Il computer lo può fare, perché diciamo appunto riesce ad affrontarlo, diciamo è stato costruito il sistema computazionale in modo da poterlo, diciamo, affrontare de novo, senza avere tutta una serie di idee che si sono costruite In modo neutrale, diciamo, no? Assolutamente, quindi sicuramente grandi capacità di dati, quello che viene chiamato poi il data mining, quindi l'esplorazione di tutti questi dati in grandi quantità, in grande velocità, ma ripeto, come ha detto giustamente il professor Kabitz, difficilmente questo è stato fatto da solo. Sicuramente l'algoritmo, c'è stato qualcuno che gli ha imputato non spazzatura ma dati importanti, ben elaborati, ben raffinati, per i quali alla fine è riuscito a tirare fuori diciamo, la soluzione finale. Ecco, mancavano delle catene e lui è riuscito ad agganciarle, ma sicuramente l'algoritmo è stato costruito e alimentato da dati molto fatti molto bene, dati, diciamo, elaborati molto bene da qualcun altro prima. In fondo, con una battuta, il mostro di Frankenstein aveva bisogno del dottor Frankenstein per essere costruito, cioè non è che si è autocostruito, quindi in fondo anche da questo punto di vista torniamo ad essere in qualche maniera rassicurati, e quello che ci diceva Mary Shelley in fondo non è così lontano, c'è sempre un uomo. Sì. Prego, Una domanda prego. per il professor Kabitza. Cioè, effettivamente noi diciamo che la bellezza di questi algoritmi è che autoimparano, no? Cioè più fanno più imparano, ma in realtà, che almeno da quello che ho capito in ambito medico non possono funzionare così, perché per avere una certificazione FDA o CE il sistema deve essere in qualche modo poi bloccato, perché altrimenti non può più essere utilizzato a scopo clinico. Sì, sicuramente l'elemento dell'apprendimento, che poi caratterizza anche appunto il nome di queste metodologie, appunto apprendimento automatico in italiano, machine learning in inglese, è sicuramente uno dei tanti usi figurativi, evocativi, anche eccessivamente poetici, di cui si amano circondarsi gli informatici. Anche intelligenza artificiale, se vogliamo, un'espressione molto fortunata, ma anche un po' eccessiva, ritenendo l'intelligenza forse qualcosa che queste macchine non riusciranno mai a raggiungere. Imparano da soli, nel senso che c'è una procedura iterativa, cioè che ripete costantemente le stesse operazioni, che è volta a minimizzare l'errore. Allora, ad ogni iterazione si può dire che la macchina sta imparando a minimizzare l'errore e arriva poi ad un certo livello di accuratezza che difficilmente può superare per i limiti anche delle caratteristiche proprio dei dati, del fenomeno che è sotto osservazione. Però non imparano come imparano gli esseri umani,
Cioè noi abbiamo un'esperienza molto incarnata, molto reale, molto situata di cosa voglia dire apprendere. Le macchine non fanno nulla di tutto ciò e non sono per esempio autonome nel farlo. Ed è vero quello che dice, in ambito medico bisogna andarci piano, perché una volta che si ottiene la certificazione come dispositivo medico, in qualche modo quella è la versione buona, poi non si sa se lasciando l'algoritmo libero di apprendere dai dati nuovi che gli venissero imputati durante l'uso, poi non apprenderebbe anche dei pattern, degli schemi sbagliati. Però da questo punto di vista si sta notando che la regolamentazione attuale, la normativa, dovrà essere in qualche modo aggiornata, perché è vero che le macchine non apprendono in termini umani, però possono migliorare costantemente. Infatti un altro versante del machine learning molto promettente è il cosiddetto reinforcement learning, che pone ancora più attenzione sul fenomeno di questa ottimizzazione costante verso un risultato ottimale. Ci sono dei sistemi che devono in qualche modo essere liberi di migliorarsi. In quei casi evidentemente la normativa dovrà essere aggiornata, per esempio permettendo un più agevole accesso al rinnovo della certificazione nel caso in cui cambiassero solo determinati parametri che si sa non possono portare a uno scadimento eccessivo delle prestazioni. E comunque bisogna pensare per le macchine una vigilanza simile a quella che abbiamo per i farmaci. Io con il dottor Harvey, che è un noto esperto di certificazione medica inglese, ho parlato, penso per primo, di tecnovigilanza, cioè di tutto un insieme di procedure, di metodi, ma anche di una cultura, una sensibilità volta a monitorare costantemente la prestazione di queste macchine per capire se continuano a mantenere le promesse che in qualche modo chi li commercia, chi li vende fa. Perché attenzione che anche mantenendo costante un sistema di intelligenza artificiale, a cambiare potrebbero essere i dati. Guardiamo ad esempio il Covid-19. Sappiamo che il fenotipo e anche evidentemente il genotipo di questo virus cambia. E quindi io sono stato tra i primi al mondo a sviluppare un modello diagnostico della Covid-19 basandoci su esami del sangue. Abbiamo visto che le prestazioni che ottenevamo con il virus della variante, insomma, originale, quello di Wuhan, non erano mantenute nel tempo anche solo con la seconda ondata, probabilmente l'alfa, e così anche peggio per la terza e la quarta. Quindi anche mantenendo costante il sistema potrebbe essere semplicemente la malattia a cambiare o le cure che cambiano in qualche modo il contesto e quindi i dati che vengono raccolti e che vengono dati in input alle macchine. Quindi evidentemente il software come dispositivo medico è un dispositivo medico sui generis, particolare. Richiede tutta la prudenza tipica e la rigorosità che riteniamo necessaria per i dispositivi medici tradizionali, ma richiede anche una certa elasticità, mentalità aperta per innovare anche questi regolamenti, in maniera tale che non fermino l'innovazione, ma continuino a garantire sicurezza, accessibilità e trasparenza in contesti che devono per forza cambiare nel tempo. Grazie. Allora, veramente molto interessante questa conversazione di questa sera, ha aperto scenari sui quali spero poi anche il pubblico voglia intervenire. Ci sono già, vorrei dedicare alcuni minuti finali ad alcune domande, anzi ce ne sono molte di domande che forse potete vedere e leggere in sovraimpressione. Le macchine simuleranno un cervello umano, un personal computer sarà in grado di simulare una rete neurale complessa come il cervello umano? Chiede Tiziana Campeol. Domanda, come dire, che compare sempre, nasconde forse anche un po' di paura, un po' di timore, ma è comunque una domanda importante. Se volete dire qualche cosa, il cervello visto da un radiologo che lo vede, diciamo, e lo esplora attraverso gli strumenti della radiologia, è un cervello
interpretato da un professore di informatica. Ecco, cosa ne dite? Morana. Ma il cervello umano è una somma, cioè non è solo un computer sofisticato, c'è una sovrapposizione di sentimenti, di sensazioni, di interazioni con gli altri che, come dire, l'empatia, l'odio, per cui lo stesso evento può essere giudicato e calcolato diversamente. Io non so se il computer sarà in grado di fare questo, forse è una domanda che va fatta al professor Kabitza. Sì, è una domanda molto, molto complessa, che ovviamente apre scenari anche qui di estrema difficoltà da sciogliere in pochi minuti. Pensiamo solo alla questione della libertà, cioè se un cervello umano ha a che fare con la libertà, e se il cervello, diciamo, simulato ha a che fare con la libertà, tema che non tocchiamo questa sera per fortuna, ma che aleggia comunque. Professor Kabitza. Allora, se questa domanda, che in effetti non mi è del tutto nuova, viene fatta a 5 esperti di intelligenza artificiale, è possibile che si ottengano 6 risposte diverse, perché uno nel frattempo cambia anche idea. Come ho scritto recentemente in un libro che ho avuto la fortuna di scrivere con il professor Luciano Floridi, che si intitola appunto Intelligenza artificiale, a me piace citare Niels Bohr, un famoso fisico degli anni 20 del secolo scorso, che diceva: è molto difficile fare previsioni, soprattutto quelle relative al futuro. È difficile sapere oggi cosa tra 10, 15, 20 anni inventeremo. Si parla di computer quantistici, di strumenti che non riusciamo neanche a immaginare. Però mi va di fare una battuta. Al computer più sofisticato della Terra, per essere un cervello, mancherà sempre una cosa fondamentale, che è un corpo. E anche se glielo diamo, un corpo robotico, non sarà un corpo umano. Quindi bisogna intendersi bene cosa vuol dire simulare. Se diciamo simulare, come dicono gli ingegneri, ai morsetti, forse dati certi input riusciremo a simulare perfettamente gli output di un cervello umano, ma a livello di complessità, probabilmente stiamo parlando di due cose completamente diverse, e che è anche giusto tenere diverse, distinte, non occuparsi troppo dell'emulazione o della simulazione. È importante che vadano bene insieme, cioè che effettivamente il cervello umano, comunque l'essere umano, possa potenziarsi con strumenti tecnologici sempre più sofisticati, ma anche rispettosi della sua natura. Io non vorrei che i computer attuali in realtà un po' di violenza ce la esercitassero, soprattutto a costringerci a ragionare come loro, cioè in termini di categorie, di numeri, di misure. Certo. A me piacerebbe magari un computer più analogico, che si integra bene con i nostri processi e che ci aiuta a superare le nostre mancanze, i nostri difetti. Certo. Comunque siamo in quella che appunto lei citava, Luciano Floridi, in questa infosfera nella quale inevitabilmente siamo immersi, ma di questo magari troveremo un'altra occasione per parlare. Avremo, ricordo, verso aprile-maggio faremo un convegno che, Covid permettendo, ma insomma sarà ora di finirla, vorremmo fare in presenza, e quindi avremo anche modo di dibattere un po' più a lungo queste tematiche che emergono. Giovanni Negro, al professore Kabitza, immagino, si vede che il correttore automatico ha tradotto Kabitza in coabitazione, ma non... Sì. Un bel segno, no? Di quanto stupidi siano questi strumenti in realtà. Non mi offendo comunque. No, ma è un problema di strumenti tecnologici, di Word, credo, oppure del T9. Certo. Immagino che la risposta possa avere un range, anche qui un range molto ampio, ma può dare un'idea del peso relativo tra un programma operativo in linguaggio macchina e i programmi interfaccia,
confesso che non ho capito molto, però se Kabiza mi aiuta, cerco di... No, forse dovremmo veramente fare questa domanda al professor Coabitazione e farlo rispondere al posto mio. Ma no, in realtà un computer è dentro a tanti programmi, ma poi alla fine sono tutti scritti nel suo linguaggio, quindi nel linguaggio macchina. Quindi anche i programmi che fanno funzionare l'interfaccia poi sono tradotti appunto in questo tipo di linguaggio. E una delle cose che mi ha appassionato di più quando studiavo informatica, mio padre è un medico piuttosto noto e io sono figlio unico, ho avuto la forte tentazione di seguire le sue orme, ma quando studiavo questi argomenti, cioè il fatto che ci siano tante macchine virtuali una dentro l'altra, ciascuna di queste che potesse essere rappresentata in diversi linguaggi programmati, insomma mi sembrava veramente di studiare qualcosa che fosse complesso quanto il corpo umano. Probabilmente ero ingenuo ed effettivamente il corpo umano è molto molto più complesso, però questo è uno degli aspetti più interessanti dell'informatica, che la fa assomigliare a un gioco di prestigio, ma nel senso buono, cioè nella capacità di fare cose straordinarie e di non capire facilmente come diavolo ci siano riusciti. È proprio il segreto della computazione e dei linguaggi di programmazione. Ma è finalmente anche il segreto di una complessità che spesso dimentichiamo essere la cifra della vita umana. Molto spesso preferiamo la semplicità, anzi la semplificazione, rischiando veramente di perdere la complessità come qualità, come elemento costitutivo. Certo. Ci piacciono le cose che ci vengono semplificate, ma in questo modo ci consegniamo nelle mani del semplificatore, quindi questo è un po' Ci sono un paio di domande che devo leggervi perché non compaiono. Mi passi il cellulare? Non compaiono nel video. Matteo Martini chiede a Kabiza: l'interazione uomo-macchina avviene già con successo dal punto di vista meccanico e biologico, ad esempio le protesi. Quanto lontana è ancora la cibernetica cognitiva? L'intelligenza artificiale potrebbe un giorno migliorare le capacità di pensare umane? Questa è per il professor Kabiza. Per il professor Morana invece la domanda, le dico tutte e due, intanto ci pensate e poi vediamo la risposta. Morana, dopo 100 anni dall'introduzione dell'albo dei medici, non pensate che si dovrebbe istituire un nuovo decreto che disciplini l'intelligenza artificiale e i loro operatori? In parte è già stato detto. Vero che siamo agli inizi, ma occorrono anche regole, data la rapidità con cui questa tecnologia avanza. Allora, Kabiza, lei è stato chiamato in causa per primo sul tema della quanto è lontana la cibernetica cognitiva. Bisognerebbe intendersi su cosa intendiamo con questa espressione. Mi è familiare cibernetica, mi è familiare cognitivo, bisogna capire cosa intendiamo. Allora, Elon Musk è un noto imprenditore tra gli uomini più ricchi della Terra e ha una delle tante provocazioni che ha gettato, diciamo così, sul mercato, sulla pubblica opinione, è quella di un dispositivo su cui sta investendo moltissimi soldi, Neuralink, cioè un piccolo chip, ovviamente di intelligenza artificiale, che verrebbe impiantato direttamente nel cervello per avere una interfaccia, come dire, biologica, cioè i suoi morsetti verrebbero collegati a delle terminazioni nervose, a dei neuroni umani, non artificiali. E nella sua visione questo dovrebbe essere una mossa fondamentale per non farsi prevaricare dall'intelligenza artificiale, dalla superintelligenza, quella che molti commentatori temono possa prendere il potere tra qualche decina d'anni. Perché nel momento in cui avessimo questi strumenti, anche noi saremmo intelligentissimi, ma
poiché comunque siamo astuti animali, potremmo sempre avere la meglio sul freddo intelletto di un'intelligenza artificiale, ancorché fosse super. Probabilmente, se ci pensa Elon Musk, tanto assurdo non è, perché ci investe tanti soldi, però non so predire, appunto, qui di nuovo bisogna citare Bohr, a quale distanza siamo. Di solito si dice, ma proprio perché è un termine piuttosto lontano, quindi molti di noi potranno non essere vivi a verificarlo, che intorno negli anni 40 di questo secolo dovremmo avere l'emergenza di questa intelligenza artificiale potentissima che dovrebbe cambiare le sorti del genere umano. Io veramente più in là di 3, 4, 5 anni non so andare, e quindi chi vivrà vedrà, insomma. D'accordo, sì, la sfera di cristallo non è ancora tra le competenze dell'intelligenza artificiale, però stiamo vedendo dalle vostre stesse parole, dalle domande anche degli ascoltatori, che effettivamente questa è come se noi avessimo aperto, guardassimo attraverso il buco della serratura nella stanza del futuro e ci passano per la testa tutta una serie di domande emotive estremamente interessanti. Un albo degli operatori dell'intelligenza artificiale, dottor Morana, chiede Matteo Martini. A me sembra utile sta roba qua, o no? Beh, sì, poi bisogna capire come va applicato, che l'intelligenza artificiale è tutto, cioè c'è quello per la previsione meteorologica, c'è quello Certo. quindi per la L'ambito medico, restiamo in ambito medico. In ambito medico diciamo, ci sono già gli ingegneri biomedici, cioè in fondo potrebbe far parte di quel tipo di professione. Se poi, come diciamo, provocando, ma forse neanche tanto sbagliando, dice Topol, si creerà una figura ibrida medico-ingegneristica o computazionale, lì sì, sarà da capire quale sarà il peso maggiore, anche se alla fine se deve applicare le medicine deve essere uno che ha a che fare se uno ha a che fare con un paziente, in qualche modo deve rispondere a quelli che sono i requisiti di un medico. Poi vogliamo chiamarlo. Come professioni crescono, si potrebbe così parafrasare il titolo di un libro, insomma. Tante ne spariranno, tante ne cresceranno. Tante ne spariranno e altrettante se ne creeranno con l'intelligenza artificiale. Certo. Ci sono altre domande? Ecco, allora io vi ringrazio, il tempo che ci eravamo dati è andato via veloce, merito vostro davvero, merito vostro per la competenza e per la capacità di tradurre in un linguaggio a noi tutti comprensibile una realtà davvero difficile e tuttavia così presente e in grado di governare la nostra esistenza attuale, ma soprattutto quella che verrà. Avete gettato semi di riflessione davvero importanti. Vi ringrazio a nome dei tanti ascoltatori che io vedo apparire nello schema che ho sul video. Spero di ritrovarvi anche in occasione del convegno e davvero vi ringrazio ancora e Artificial Intelligence continua anche in virtù della vostra collaborazione. Grazie, alla prossima. Grazie a voi, buona serata. Possono rimanere collegati 2 minuti?